Solo nel mio gruppo, dove siamo in 6, in una settimana ne abbiamo fatti circa 700, quindi diciamo su una popolazione vaccinabile di un 3.000 persone, per cui siamo assolutamente in linea con i tempi e con le situazioni. È iniziata da una settimana la campagna vaccinale e gli studi medici padovani stanno registrando un boom di prenotazioni. In alcuni casi le dosi sono già state esaurite e si attendono nuove scorte. Per le categorie a rischio, bambini piccoli e per gli over 60, la vaccinazione, dicono dalla Federazione regionale dei medici di medicina generale, è assicurata. Per le popolazioni che come dire, devono essere protette, secondo me questo pericolo non c'è. Diventa più difficile per quella fascia di popolazione più giovane e più sana che non rientra fra le categorie protette, in quanto la distribuzione presso le farmacie è problematica. Le persone che invece non rientrano nelle cosiddette categorie a rischio devono armarsi di pazienza e sperare i nuovi rifornimenti di dosi alle farmacie. Deve avere un po' di pazienza, aspettare, perché la fornitura di vaccini presso le farmacie è difficoltosa, però c'è un accordo in cui a fine campagna, durante la campagna vaccinale, quando si vedranno chiaramente quali sono il numero delle scorte, ci potrà essere una redistribuzione da parte dei farmacisti. Dai medici di famiglia anche un appello alla calma. Io vorrei approfittare anche per fare un appello a un pochino più di tranquillità, perché noi ci aspettiamo una influenza meno diffusa, non perché sia meno forte, ma perché stiamo prendendo le precauzioni per il coronavirus, quindi mascherina, lavaggio delle mani, eccetera, che rallentano anche il contagio dell'influenza.